in Veneto, terminata la ricognizione della regione, i danni ammontano ad oltre 1 miliardo 769 milioni di euro. Zaia invia le richieste all'Unione Europea. L'ex base di Conetta continua a svuotarsi, sempre più vicina alla chiusura, ma il sindaco Panfiglio commenta con amarezza: gli sciacalli non festeggino. Crisi Stefanella, dopo l'annuncio della richiesta di concordato al Tribunale, assemblea questa mattina dei sindacati con i lavoratori preoccupati per il loro futuro. Lunedì incontro con la proprietà. Incidente stradale questa mattina a Monselice, un'auto con a bordo mamma e figlia esce di strada, ferita gravemente la piccola trasportata con l'elicottero all'ospedale, in prognosi riservata. E scontro aperto tra i ragazzi del collettivo ZTL e il sindaco di Treviso, che minaccia di chiudere definitivamente il centro sociale se domani si terrà un concerto a suo dire non autorizzato. Dura la replica dei giovani. Fine settimana all'insegna del sole, delle temperature rigide, da domenica pomeriggio le prime nuvole con rischio nevicate in pianura, fiocchi attesi anche lunedì. Da stasera alle 21:15 appuntamento imperdibile su Antenna 3, ogni venerdì ripercorreremo i 40 anni della storia della nostra emittente con tanti ospiti e straordinarie immagini dal 1978 ad oggi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto. Questi i titoli, ma apriamo con una notizia giunta poco fa, purtroppo non ce l'ha fatta Antonio Megalizzi, il reporter trentino di 28 anni, laureato a Verona, rimasto coinvolto nell'attentato di qualche giorno fa ai mercatini di Natale di Strasburgo. Il giovane è morto nell'ospedale francese dove era ricoverato, le sue condizioni, lo ricorderete, erano apparse subito gravi, raggiunto da un proiettile alla base del collo. Il giovane era in coma, i medici avevano subito detto che non era al momento possibile operarlo per estrarre il proiettile. Le sue condizioni sono rimaste stazionarie nella giornata di ieri, qualche speranza c'era stata che potesse esserci un miracolo nel corso delle ore e poi appunto stasera il tragico epilogo con la sua morte. Salgono dunque a 5 le vittime dell'atto terroristico nella cittadina francese. La notizia è stata confermata dalla Farnesina e messaggi di cordoglio stanno arrivando dalle varie istituzioni, in primis dal Premier Giuseppe Conte, che ha fatto le sue condoglianze alla famiglia. Intanto ieri sera il presunto attentatore è stato fermato e ucciso dalle forze speciali francesi. E ora il maltempo che ha colpito la nostra regione tra fine ottobre e inizio novembre, ricognizione dei danni terminata, la somma ammonta a 1 miliardo 769 milioni di euro. 1 miliardo e 769 milioni di euro, questa è la cifra arrotondata dei danni causati dal maltempo in Veneto tra fine ottobre e inizio novembre. La somma delle varie voci arriva al termine della ricognizione effettuata dalla Regione Veneto e che il commissario delegato Luca Zaia ha inviato a Protezione Civile, ministeri interessati e soprattutto all'Unione Europea, alla quale, spiega una nota, sarà richiesta dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie. E solo la partita che riguarda anche i boschi vale più di 800 milioni di euro, la pulizia di 28.000 ettari di bosco spalmati su 100.000 ettari di bosco interessato. È la tragedia più grande che mai sia capitata. 154 milioni di euro per il ripristino sicurezza Valanghiva, oltre 141 milioni il valore della perdita del legname schiantato, circa 51 milioni quelle invece dei redditi provenienti dai boschi per 10 anni. Di fronte alla cifra di 1 miliardo 769 milioni di euro si apre ora il fronte del reperimento dei fondi necessari. I progetti operativi già ci sono, i lavori in cantiere, dice Zaia, che aggiunge il governo è al nostro fianco in questa partita. Dico che ci sono i 253 milioni stanziati e a noi aspetta quota parte, sono quasi 100 milioni di euro. In questa legge di stabilità ci sono altri 500 milioni e a noi immagino verrà data una buona parte di queste risorse. Infine ringrazio veramente di cuore tutti i miei colleghi delle regioni che hanno rinunciato all'SMS solidale a più di 700 mila euro per donarli per un intervento unico da farsi in Veneto. Adesso sceglierò un intervento. Dunque ormai si va verso i 3 milioni di euro raccolti soprattutto per la montagna bellunese, quella montagna che sogna nel 2026 di ospitare i Giochi Olimpici invernali. Sarebbe il più bel regalo da dare alla montagna veneta a portare a casa le Olimpiadi e per fortuna che ci ho pensato.
L'economia con la situazione della storica azienda trevigiana Stefanel dopo il comunicato di ieri sulla richiesta di concordato presentato al Tribunale. Assemblea questa mattina dei lavoratori insieme ai sindacati, preoccupazione per il futuro dell'azienda e dei posti di lavoro. Noi incontreremo il responsabile del fondo lunedì pomeriggio. Tutto rimandato alla prossima settimana per il confronto tra direzione e lavoratori alla Stefanel di Ponte di Piave. Operai, impiegati e soprattutto tanti commessi e commesse molto preoccupati sul proprio futuro, oltre a quello dell'azienda. 800 gli occupati in tutto il mondo, di cui 250 in Italia e 89 nel sito di Ponte di Piave. Tutti con il fiato sospeso dopo la comunicazione dei quasi 21 milioni di euro di debiti e le indicazioni del Consiglio di amministrazione per le azioni future. Ci preoccupa molto soprattutto la parte in cui si parlano di utilizzare gli ammortizzatori sociali, in quanto non è ben chiaro che cosa si voglia fare, quando vogliono essere utilizzati e per quanti lavoratori vogliono, appunto si dovrebbe utilizzare gli ammortizzatori sociali. Situazione riportata questa mattina in un'assemblea a Ponte di Piave, dove la sensazione è stata di un taglio di almeno del 50% sugli occupati. A questi vanno sommati i lavoratori dell'indotto, ovvero la miriade di lavoratori che producono quasi esclusivamente per Stefanel. C'è comunque la volontà di continuare per quanto riguarda il brand, per quanto riguarda il marchio. Questo però non ci rassicura perché non significa una continuità dell'occupazione. Nell'ultima settimana le operazioni di svuotamento dell'ex base di Conetta nel Veneziano hanno subito un'impennata e sono ormai vicine alla conclusione. Procede a passo spedito l'annunciato svuotamento del campo profughi nell'ex base militare di Conetta. In queste ore hanno lasciato la struttura una settantina di migranti, dopo i 40 già partiti mercoledì. Ne restano circa 120. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, conferma che saranno trasferiti entro Natale, come promesso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma per il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, che da anni chiedeva a gran voce questa chiusura, l'amarezza prevale sul sollievo. Non vorrei mai vedere qualcuno festeggiare il giorno in cui verrà chiusa Conetta e magari non l'abbiamo mai visto prima. Questa è la mia dichiarazione, perché esultare oggi e non aver vissuto insieme alla mia gente e a chi era ospitato dentro e chi ha lottato per la chiusura mi pare un atteggiamento quasi da sciacallo. Chi ha seguito quotidianamente la situazione, spiega Panfilio, sa che la riduzione delle presenze è proseguita con ritmo costante dalla fine dello scorso anno, non in seguito all'eroismo di un ministro, ma alle marce degli stessi richiedenti asilo, ai quali si è unita la voce di un intero territorio. Ormai i numeri erano molto esigui, sulle 250 persone circa, dunque chi si deve prendere il merito di tutto questo magari verifichi cosa è successo prima. Se non c'erano le marce che hanno sancito il principio che ci poteva essere una distribuzione dei migranti anche fuori dalla provincia, avremmo avuto ancora 700 persone lì. Ormai vicino alla scadenza di un mandato segnato per quasi tutta la sua durata dalla lotta contro un campo profughi più volte denunciato come insostenibile tanto per i residenti del paese quanto per gli stessi migranti, il sindaco preferisce non parlare dei suoi sentimenti. Io rigiro invece la domanda e la faccio a tutti quanti noi che abbiamo vissuto direttamente e indirettamente. Cosa ci lascia dentro l'anima di tutti noi questa vicenda? Questo è un esame di coscienza che tutti dovremmo fare. La cronaca con lo scandalo per le presunte mazzette all'obitorio di Padova. Il pubblico ministero ha chiesto 42 rinvii a giudizio. 42 richieste di rinvio a giudizio avanzate dal procuratore generale, sulle quali il GUP si pronuncerà il 7 febbraio, e 14 procedimenti disciplinari che possono portare dalla sospensione fino al licenziamento, avviati nei confronti di altrettanti dipendenti da parte dell'azienda ospedaliera di Padova, che ora si è anche costituita parte civile. Sono alcuni numeri dello scandalo che ha coinvolto l'obitorio, dove, secondo l'impianto accusatorio, era presente da anni un sistema corruttivo che avrebbe visto protagonisti titolari e lavoratori di imprese funebri e dipendenti ospedalieri.
per evitare all'impresa funebre il pagamento della tariffa per la prestazione del servizio obitoriale, si sarebbe certificata la non necessità di vestizione della salma, una tariffa per così dire che veniva però versata agli addetti all'obitorio direttamente. Truffa, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale in atti pubblici sono le ipotesi di reato contestate. 2 operatori sociosanitari hanno già patteggiato 2 anni, mentre un altro indagato verrà processato con rito abbreviato. Su richiesta della Procura della Repubblica di Bolzano, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa nei confronti degli amministratori di fatto, nonché il sequestro preventivo del laboratorio per la lavorazione delle carni di una società veronese specializzata nella fornitura all'ingrosso di carne appunto e pesce, tra l'altro ad alcune mense di case di riposo ed una struttura per persone disabili. 6 le persone indagate, 3 per associazione per delinquere per frode in commercio, le altre per concorso nello stesso reato con l'esclusione dell'associazione. In particolare le etichette di alimenti prossimi alla scadenza sarebbero state modificate con nuove date limite, sarebbero stati forniti prodotti surgelati invece di quelli freschi. Ed una bambina è rimasta ferita in un incidente avvenuto questa mattina nel Padovano a Monselice. Grave incidente stradale in via Tre Venezie a San Bortolo di Monselice nella bassa padovana. Nello schianto è rimasta coinvolta un'auto che è andata a sbattere contro il muretto di una fabbrica della zona industriale. A bordo madre e figlia piccola che è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Padova con l'elicottero del SUEM 118. Sembra che le sue condizioni siano gravi e che sia attualmente ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, in via di accertamento la dinamica dell'incidente. Andiamo a Treviso dove scontro aperto tra i ragazzi del collettivo ZTL e il sindaco Mario Conte che minaccia di chiudere definitivamente il centro sociale se domani si terrà un concerto a suo dire non autorizzato. E scontro aperto tra i ragazzi del centro sociale Django e il sindaco di Treviso. Dopo le anonime scritte su Casugana, ieri una nuova multa a carico dei ragazzi della ZTL, ben 6.000 euro per irregolarità varie all'associazione Caminantes, cioè dove vengono ospitati i migranti. Le divergenze tra le due parti vedono come un buco nero il concerto che si dovrebbe tenere domani sera a partire dalle 18 nell'ex caserma Piave, con il gruppo, manca a dirlo, le teste ribelli. Per il sindaco l'ex caserma non avrebbe i dovuti permessi. Io ho ufficialmente diffidato Open Piave a proseguire nell'organizzazione di questo concerto anche perché non rispetta le normative del pubblico spettacolo. Sono successi degli episodi gravissimi ad Ancona, non vorrei che succedesse qualcosa a Treviso. I permessi ci sono e come gli fanno eco invece i ragazzi del collettivo ZTL. Quella del concerto è assolutamente una scusa. Fin dall'inizio abbiamo chiarito il fatto che questo è un percorso di rigenerazione, fatto da realtà che di fatto vivono grazie al contributo della popolazione e della cittadinanza. Ma il primo cittadino avverte subito la revoca della concessione degli spazi a Django se domani si terrà il concerto. Noi abbiamo una convenzione con Open Piave, convenzione che si sono autodeterminati insieme alla precedente amministrazione e se ci sono delle irregolarità tali potrebbe anche saltare la convenzione, ma non dipende da noi, dipende da chi ha sottoscritto la convenzione e da chi non rispetta le regole che si sono autodeterminati. Ed è braccio di ferro con il collettivo che in caso di revoca potrebbe tornare a rioccupare gli spazi. È chiaro che un attacco tramite una multa all'associazione Caminantes vuol dire fondamentalmente privare la nostra associazione di fondi che altrimenti sarebbero stati investiti per poter garantire alle persone che stanno male, che ne hanno bisogno, di poter passare una notte al caldo. Parliamo adesso di noi perché inizia questa sera dalle 21:15 il nuovo programma dedicato ai 40 anni di Antenna 3. Ieri nel corso della nostra trasmissione 20:10 l'anteprima con un assaggio delle immagini storiche dei nostri territori, un appuntamento che è quasi un album di famiglia che sfoglieremo assieme ogni venerdì sera, lo ricordiamo, a partire dalle 21:15. Allora vediamo un estratto di 20:10 con qualche anticipazione della nostra trasmissione. Stiamo lavorando ormai da settimane a una nuova trasmissione, sapete da adesso ufficialmente Antenna 3 dicembre 78 quindi compie 40 anni e stiamo lavorando come dicevamo a una
trasmissione insieme al nostro volto storico e già di Antena 3, Lucio Zanato. Antena 3 nasce il 18 dicembre 1978, nasce non tanto a Treviso, nasce all'Aeroclub di Treviso. Il nostro è un viaggio non solo, diciamo così, vogliamoci bene, rivediamoci, ma anche un viaggio nella storia, perché molte persone non sanno, ad esempio, da dove nascono le URSS. Tu lo sai? No, tra l'altro appunto c'è un archivio immenso che ti stai scandagliando, no? Esatto, però noi sappiamo, adesso tutti parlano delle unità sanitarie locali, ma da dove nascono? Nascono dall'ex INAM, e andiamo a vedere le prime immagini. Guardate dove c'era il palazzo dell'INAM, cioè l'Istituto Nazionale di Assistenza Mutualistica, che poi è diventata URSL. Questa è Borgo Cavalli. Il viaggio che noi faremo è un viaggio su tanti volti, per cui la cosa che mi interessa maggiormente, oltre che far raccontare queste cose, quello che mi interessa maggiormente è che voi lo seguiate, sto parlando ai nostri telespettatori, perché ci passate, ci siete, sicuramente se non ci siete voi c'è stato vostro papà, c'è stata vostra mamma, c'è stata vostra sorella, qualcuno a Treviso sicuramente davanti alla telecamera di Antena 3 tutti sono passati, e sono passate intere generazioni. Ci sono immagini stupende dei nostri comuni come non sono più. Un viaggio meraviglioso che vogliamo fare insieme, ricordati, è già un fascino il fatto di poter rivedere a Treviso il Veneto di un tempo. E su questo importante traguardo per la nostra emittente sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera a tutti. Il 18 dicembre del 1978 nasceva Antena 3 Nord-Est. Sono passati, pensate, 40 anni, Antena 3 è ancora qui, è ancora più forte, è ancora più seguita e fa parte di un grande network Media Nord-Est, che è il primo polo televisivo del Triveneto. Volevamo ringraziare voi soprattutto per averci seguito in questi 40 anni così fedelmente, per averci consentito di raggiungere straordinari risultati anche in questi ultimi tempi, con un boom davvero straordinario di ascolti, e voglio cogliere l'occasione non per autocelebrarci, ma per ringraziare tutti coloro che in questi 40 anni hanno dato il loro contributo alla crescita, allo sviluppo di questa importantissima realtà. Sono tantissime persone, ognuna ha fatto la sua parte, e penso soprattutto a coloro che in questi ultimi 2 anni sono stati gli artefici di questo successo, i giornalisti, i tecnici, la parte amministrativa e anche la parte che raccoglie con grandi difficoltà di questi tempi la pubblicità, che è la nostra unica linfa vitale. 2 anni fa l'acquisizione di Antena 3 Nord-Est da parte del nostro gruppo, giornalisti, tecnici, amministrativi, commerciali, che sono tutti passati con noi e che hanno, prima di passare con noi, fatto una lunga battaglia, davvero molto sofferta, perché erano tempi duri, hanno lavorato anche senza stipendio, quindi a loro davvero va il nostro grazie a loro e a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Per ricordare questi 40 anni, da questa sera partirà un programma davvero molto importante che ripercorre tutte le tappe della nostra storia, raccontate da Lucio Zanato, che è un po' la memoria storica dell'emittenza privata del Veneto. Rivedremo immagini straordinarie, rivedremo fatti che hanno fatto epoca, dal 1978 la politica, l'economia, il lavoro, il mitico Nord-Est, la crisi e ultimamente anche quello che è successo nel Bellunese, soprattutto con l'ultima ondata di maltempo. Abbiamo anche in questa occasione rinsaldato un sodalizio, un legame con la popolazione che è alla base di questo grande successo. Un grande gruppo, una grande rete, Antena 3 Nord-Est, il massimo della tecnologia, dell'innovazione e della multimedialità, grazie a un editore che ha creduto in questa avventura. Grazie soprattutto a voi, e i prossimi 40 anni sono alle porte. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Di nuovo in diretta c'è anche la firma del senatore trevigiano Giampaolo Vallardi sulla mozione approvata da Palazzo Madama che ha portato l'ONU a non includere i prodotti dell'agroalimentare italiano tra quelli nocivi alla salute. L'indicazione è prevista all'interno di una risoluzione che indica la necessità di adottare per alcuni prodotti etichette a fronte pacco e maggiore tassazione per dissuadere dal consumo dei cosiddetti cibi nocivi. E tra questi erano inizialmente previsti parmigiano, prosciutto e olio di oliva. Da qui la mozione proposta dal Presidente della Commissione Agricoltura in Senato Giampaolo Vallardi a tutela del Made in Italy, ripresa dai nostri rappresentanti al Palazzo di Vetro che hanno imposto la riscrittura della mozione ONU. Neve in arrivo in pianura nel fine settimana. Fine settimana all'insegna del sole e del clima rigido almeno fino a domenica pomeriggio. Sabato la giornata sarà prevalentemente soleggiata ma con un risveglio con temperature sotto lo zero di 3-4 gradi sulla pianura. Sole molto freddo anche domenica. Dal pomeriggio e sera le nubi aumenteranno su tutta la regione a partire dal Veronese con precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso anche in pianura nel corso della notte. Instabilità che continuerà anche lunedì quando ci sarà ancora rischio neve fino in pianura. Da martedì poi torna il sole con temperature sempre rigide. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 15 dicembre. Sul Veneto torna ad aumentare la pressione atmosferica, ecco dunque che l'inizio del weekend sarà caratterizzato da un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno. Temperature piuttosto fredde con minime tra -4 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 3 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Clima freddo con temperature minime tra -3 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 4 e 5 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà anche in questo caso sereno e sgombro da nubi su tutti i settori della nostra regione. Non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Le temperature minime si attesteranno intorno ai -5 gradi, valori massimi compresi invece tra 2 e 3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.